Difendi, dribbla, attacca, manda a segno quella palla, fischio d'inizio, comincia il programma, penalty play, ok, la curva salta, ole ole, accendi quella TV, ole ole, presenta Tortorici, ole ole, commenta il doppio incontro, ole ole, canale 78. Se cerchi il meglio del calcio dilettantistico, ci Tortorici allo schermo, il canale è giusto, bro. Manda a segno quella palla e fai gol. Qui niente fuffa, si commenta il vero sport. Rivedi le partite coi protagonisti, l'allenatore, il calciatore, i giornalisti, i punti di vista, i risultati e le classifiche. Qua si fa calcio, non si pettinano bambole. Difendi, dribbla, attacca, manda a segno quella palla, fischio d'inizio, comincia il programma, penalty play, ok, la curva salta, ole ole, accendi quella TV, ole ole, presenta Tortorici, ole ole, commenta il doppio incontro, ole ole, canale 78. Lo sport, il calcio e non solo. Tutto questo è Penalty Play. Gli approfondimenti sportivi, le notizie, gli ospiti, le interviste dal mondo dell'attualità, la cultura e lo spettacolo. Penalty Play, curato da Ettore Tortorici. Telespettatori di Gold 78 e di Penalty Play, ben trovati, buon pomeriggio per il consueto appuntamento delle 14:30 con l'approfondimento sportivo e non solo. Oggi in modo particolare parleremo di calcio giovanile e quando parliamo di calcio giovanile chiaramente non possiamo non sottovalutare la presenza obbligatoria e di grande qualità del nostro commentatore appunto del martedì, ovvero Salvo Pappalardo, che salutiamo. Ben trovato. Grazie, buonasera a tutti. Allora, abbiamo detto come al solito che la nostra è una trasmissione che sta a metà tra il caffè e il digestivo. Continui tu a prendere sempre il digestivo, il caffè ormai lo hai abbandonato definitivamente? No, io vado per il digestivo, un amaretto mi sta bene. Benissimo, ok. Chissà se prende il caffè oppure il digestivo, il nostro ospite di oggi, un ospite legato sicuramente al mondo del calcio giovanile catanese, ma in modo particolare di tutta l'intera provincia catanese e perché no anche regionale, perché insomma il suo curriculum parla chiaro negli anni, ovvero Angelo Bellavia. Ciao Angelo, ben trovato. Ciao Enzo. Per la prima volta finalmente ti occupi con me in una trasmissione sportiva. Infatti, perché parlare con te di calcio, insomma, mi fa piacere. Sei un intenditore oppure no? Devo dire che dicono così, sono Dicono un così. intenditore, però volo basso. Tra l'altro il progetto Ragazzini Generali di Catania ti vede protagonista assoluto, una società che cresce sempre di più, lavora molto sul settore giovanile, avete tirato fuori e sfornato tantissimi ragazzi, anche se però avete fatto adesso una parentesi per la terza categoria. Come mai? Cioè, è stato un gioco così tanto per... Devo dire che è stato un piacevole gioco perché è stato richiesto da tutti i ragazzi che erano usciti da noi negli anni, hanno voluto fortemente ritrovarsi e mi hanno chiesto, era da qualche anno che mi chiedevano. Facciamo la terza, esatto. vogliamo ritornare a ricreare l'ambiente giusto. Esattamente, quindi ci siamo divertiti, quest'anno è stato un anno bello, devo dire che a detta di tante persone era la squadra anche più tecnica. Ah, addirittura. Chi era il mister? Mister Carmelo Sugroia, coadiuvato anche da Carmelo Missale, Sì. Che è un veterano Assolutamente. della Ragazzini Generali ex Palestro, anzi voglio ricordare anche lo zio Turi. Certo, nome storico esatto. che ha legato il suo nome. E dove operate? Vogliamo ricordare i riferimenti, in modo che così so che la vostra scuola calcio è proprio zeppa, piena di ragazzini, quindi state lavorando bene, dico bene Salvo, cioè loro sono diventati un riferimento assoluto per la città di Catania. Beh, essenzialmente la Ragazzini Generale ha le basi antiche, cioè la palestra, la grandissima palestra plebiscito, fondata da Orazio Fichiera, da Smirni, da tanti altri personaggi, e ha avuto grandissimi giocatori, Armando Todoro, Loberti, Enzo Berti, gigantesco. Quando apriamo la pagina dei aprite ricordi, la pagina, Salvo Pappalardo, non ci fa mancare mai nessun nome. Ma è logico, è un libro vivente è un del libro calcio. vivente. No, perché parlare di Ragazzini Generali Sì. senza sapere che è figlia
della palestra è inutile. Invece la ragazzina in generale ha avuto questo Certo. nome dopo che zio Tullio Nicolosi ha rinunciato alla parola palestra. Esatto. Allora, Io sono quindi, inorgoglito di i vostri portare. riferimenti sono presso un centro sportivo? Sì, noi ci alleniamo come scuola calcio al Tennis Club Umberto e operiamo con i campi comunali, Certo, chiaro. anche per il settore giovanile con il Belletri e il Seminare. Certo, certo. Siamo- Tra l'altro sottolineiamo anche una cosa importante, il nome Ragazzini in generale secondo me in questo momento vale quanto un Calcio Sicilia per tradizione oppure una Cantera Ribolla di Palermo, cioè sono nomi, ognuno con le proprie province, che rappresentano sicuramente dei riferimenti. Diciamo che mi inorgoglisce il paragone. Beh, loro hanno ottenuto qualche successo in più, però- ma però, cambia poco, no? Perché la storicità quella rimane. Sai, vivere di sogni non fa male. Non fa male. Vogliamo pian pianino andare sempre più avanti e chissà. E chissà, vedremo Il quello. problema è loro hanno le strutture e noi lavoriamo. Pagate. Guarda, sul Lavoriamo. discorso della Lavoriamo. struttura, Pagate. caro quindi- Angelo, abbiamo e quindi non è discusso semplice. sempre, abbiamo discusso sempre sulle strutture perché sappiamo benissimo che la provincia di Catania in genere, ha dei grandi handicap, cioè non esistono strutture, perché le stesse scuole calcio ormai hanno abdicato verso strutture che possono essere dei piccoli centri sportivi, ex centri sportivi anche legati al mondo del tennis, che si sono adeguati con Sì, dei campi in sintetico, certo. permettendo anche la Certo. crescita delle scuole calcio. Certo, È vero, una volta si riusciva a giocare per strada. Adesso non è più adesso non possibile. Non è più possibile. Devo dire che questi problemi li troviamo soprattutto nella Sicilia orientale, perché Ecco. nella Sicilia occidentale il discorso cambia. Quindi hai avuto modo di vedere le differenze anche. Sì, e io gravitando appunto qua a Catania, Siracusa, Messina, Sì. siamo quelli che purtroppo deficidiamo sulle strutture. Mentre già nel Ragusano Un po' più organizzati. sono più organizzati. ci sono- Modica. Modica, Devo dire Ragusa. che ci sono 2 o 3 campi in sintetico comunali che vengono dati in gestione alle società. Ottimo. E quindi si Sul può lavorare in discorso maniera... gestione che lancia giustamente Angelo Bellavia, io veramente farei una e propria task force per presentare un progetto chiaro nei confronti delle amministrazioni, perché Allora, le società Ettore- si dovrebbero unire per Ettore, essere più forza. Di recente sono stato invitato a una riunione di un politico, Sì. non faccio nome per correttezza. Va bene, bravo. Che sono molto... si vogliono spendere moltissimo se dovessero salire per lo Potrebbe sport. essere un discorso preelettorale, perché Non mi sa che credo, di non queste non voci credo, arrivano non credo, sempre. non credo perché chi c'è dentro è Uno vicino al mondo dello sport. Sì, quindi ci credo che possa cambiare qualcosa. È chiaro che non c'è la bacchetta magica, Certo, quindi non si può indubbiamente. fare tutto in una volta, però Ieri ci proviamo. ci proviamo. Ieri comunque all'interno della nostra trasmissione, parlando anche con un direttore sportivo della San Leone, Sergio Anfuso, si sottolineava come per esempio la struttura di Nesima, parlo di Catania, chiaramente per gli amici che ci seguono anche a Trapani, a Raguso, ad Agrigento, essendo noi una televisione regionale, a Catania la struttura di Nesima, che sulla carta potrebbe essere veramente un centro sportivo completo, perché nelle vicinanze c'è anche la piscina Nesima, quindi che bacino pazzesco potrebbe prendere. Sappiamo c'è anche benissimo la- in che condizioni c'è anche sono. la metro. C'è anche la metropolitana, tra l'altro, l'uscita proprio diretta. I ragazzi Quindi, possono prendere veramente le arrivano. sarebbe impensabile disperdere questo patrimonio. Cioè, cosa possiamo fare in più, Salvo? Io sempre con Penalty Play cerco di lanciare questa voglia di rivalsa che dovrebbe avere lo sport, il calcio in modo particolare, perché con tutto il rispetto per gli altri sport, il calcio è quello più seguito, quello che agglomera sempre più tantissimi ragazzi, è un modo di aggregazione insuperabile. Perché non si agisce più dettagliatamente e con più decisione? La risposta è molto semplice. Il sindaco può essere chiunque, bravo, meno bravo, capace, incapace. Il sindaco è il sindaco. Ma quello che più importa da oltre 20 anni è
è l'assessore allo sport, cioè colui che deve gestire lo sport a Catania. Però è anche vero... Ma scusami, se l'assessore allo sport è un medico, è un pediatra, è un commerciante, che cosa ne capisce di sport? Quali campi sa, quali campi conosce? Non conosce nulla. Per esempio l'Amatori che è tornato in Serie A, ma quel campo dell'Amatori si deve rifare tutto completamente. È Nessima che è abbandonato, e i campi di calcetto abbandonati. È l'assessore allo sport la carta vincente. Angelo, In merito all'Amatori c'è un finanziamento che è stato assegnato alla società o all'amministrazione? credo alla società. No, all'amministrazione. Anche perché il campo, essendo di struttura comunale... All'amministrazione. Non hanno fatto niente. Anche il campo di hockey su Prato, dopo tanti anni di attività, è chiuso. Io abito là di fronte, non posso sbagliare. Ogni giorno che lo vedo mi piange il cuore, perché l'ho visto crescere. E i miei due figli gemelli, Giuliano e Francesco, hanno giocato in Serie A con il CUS Catania. Sì, che è stata per molti anni campione d'Italia. In questo momento è smantellato. È smantellato. Completamente smantellato. Ecco, giustamente noi parliamo di calcio, però tantissime altre strutture che danno ospitalità ad altri sport sappiamo benissimo che sono in condizioni certamente non ottimali. Anche le palestre dove si fa molta pallavolo, pallacanestro soffrono di questo. Infatti la riunione era legata a tutto il mondo sportivo. Non soltanto per il calcio, assolutamente. questo è già un bel obiettivo. C'erano tutti i rappresentanti delle maggiori società di tutte le discipline. Perfetto, però unirsi tutte le società con un unico interlocutore probabilmente è il primo passo per far capire a qualsiasi amministrazione che arrivi o che ci sia che lo sport va tutelato anche con la manutenzione, con l'organizzazione delle strutture. Non so se sei d'accordo. Sì, Angelo. Assolutamente. Cioè, si dovrebbe fare un tavolo tecnico permanente. Ecco, mi piace questa parola, il tavolo tecnico. Perché le con problematiche... gli addetti ai lavori giustamente ad hoc. Anche perché ci sono stati, ci sono e ci saranno sempre finanziamenti sia regionali, nazionali e della Comunità Europea che devono essere presi necessariamente perché siamo troppo indietro rispetto agli altri. Salvo. E io vorrei segnalare un fatto eclatante. Da molti anni esiste a Catania una organizzazione chiamata Catania al Vertice, dove ci sono illustrissime squadre di tutti gli sport, tranne quella di calcio, non so perché forse il Vertice è solamente il Catania Calcio, la quale ogni anno organizza meeting, organizza premiazioni, organizza tutto, però non riesce mai a dire la sua sulla sistemazione di... Allora, conosco questa associazione, tra l'altro guidata dall'ex presidente dell'Orizzonte di pallanuoto femminile, e sono convinto che il loro progetto è sicuramente di grande qualità, però spesso e volentieri i lanci disperati che insomma tutta l'intera associazione lancia nei confronti delle varie amministrazioni sono silenziose e quindi si continua ancora a soffrire perché, come hai detto bene tu, non c'è il calcio all'interno di questa organizzazione, al vertice, il calcio ma ci sono tantissime altre discipline e devo dire che molti soffrono perché non hanno il minimo indispensabile neanche dove allenarsi. Voi in questo caso come ragazzini generali, avendo una struttura privata, chiaramente avete più modalità organizzative, certamente pagate. Hai detto bene, la struttura privata ha dei costi notevoli. E ti devo dire sinceramente che si fanno salti mortali per arrivare almeno al pareggio. Una cosa è certa, si arriva al pareggio, ma si fa con l'anima. Soprattutto con la passione, ma se non ci fosse questo... non dimenticare che tu sei un salesiano come lo sono io e come lo è anche Salvo Pappalardo. Siamo nati con la concezione della disponibilità sotto questo punto di vista. Devo dire che questa introduzione iniziale oggi della puntata di Penalty Play è stata legata ancora una volta sulla struttura degli impianti fatiscenti. Noi preghiamo, non dico in ginocchio, ma preghiamo e gridiamo ad alta voce all'amministrazione che verrà di poter agire a 360 gradi, mettere a disposizione nel miglior modo possibile le strutture non soltanto per il calcio ma per chi voglia fare sport, perché lo sport è vita. Ti piace questo slogan? Bellissimo, lo sport è sempre vita. Poi devo dire un'altra cosa, lo sport, il calcio in particolare, è la metafora della vita, perché c'è chi è calmo tranquillo che è un centromediano metodista, c'è chi è un ruente che è un centravanti d'attacco, c'è chi è invece molto nervoso e è un'ala destra.
Il calcio è la metafora della vita. Basta applicare il calcio, le regole del calcio, la vita del calcio nella vita e si vivrebbe meglio. È uscito fuori il professore di scuola, Complimenti. Angelo Bellavia. Allora, parliamo invece adesso un po' di calcio giocato, perché la nostra trasmissione è anche calcio giocato. Come tutti ben sanno, abbiamo seguito prime triangolari e poi le semifinali del campionato allievi regionali, sia anche per quanto riguarda il campionato di giovanissimi regionali. Si sono disputate le 2 semifinali per quanto riguarda gli allievi regionali. Abbiamo già delle immagini di sottofondo fra Free Time e Ribolla, perché il risultato a sorpresa ha visto la squadra palermitana vincere per 3-1 nei confronti della Free Time. Questo è il momento in cui, insomma, il fischio finale fa capire come una squadra, chiaramente degli allievi, possa gioire per una finale regionale. Angelo, una finale regionale rimane per sempre per chi poi dopo diventerà calciatore, no? Negli anni. Tu che vivi con i ragazzi sai benissimo le emozioni che provano. Ma i ragazzi le provano così come le proviamo noi allenatori e dirigenti, Certo, che certo. è una sensazione bellissima. Certo, quindi complimenti alla cantera Ribolla che vincendo 3-1 contro la Free Time andrà a disputare la finale contro il Calcio Sicilia, che tra l'altro è campione d'Italia uscente, cioè oltre ad aver vinto l'anno scorso la categoria degli allievi in Sicilia, poi nel proseguo della fase nazionale addirittura ha vinto il titolo, quindi è campione d'Italia uscente. E la tradizione conferma che Palermo, soprattutto nel settore giovanile, dà tanti numeri. Che c'è, Salvo? Dimmi. Vorrei precisare che la settimana scorsa voi mi avete chiesto un pronostico e io ho detto la finalissima sarà Cantera Ribolla Calcio Sicilia. Ha anticipato questa cosa. Quindi dicevo, Calcio Sicilia che conferma... No, stavo dicendo che si conferma una bellissima società, realtà. E sforna anche tanti bei giocatori. Ragazzi che poi vengono piazzati praticamente in tutta Assolutamente. Italia, no? Tutta Perché Italia, poi quando diventi campione d'Italia la curiosità tra gli addetti ai lavori nasce, perché parliamo di giocatori che la prossima stagione possono fare o una primavera o una Berretti nazionale. L'anno scorso è stata a Mascalocia la finale regionale e abbiamo visto un gran bel calcio. Quest'anno invece la finale si svolgerà a Carini e sarà il 17 di maggio a partire dalle ore 17, appunto, tra Cantera Ribolla e Calcio Sicilia. Calcio Sicilia che ha vinto la sua semifinale nei confronti della città di Messina per 2-1. Abbiamo il servizio, guardatelo perché è molto molto particolare, soprattutto perché si comprende il grande progetto del Calcio Sicilia nei confronti di un calcio giovanile siciliano che in alcune province un po' zoppica. Guardiamo il servizio. Un cordiale saluto amici della Wisport, siamo a Torre del Grifo Village, semifinale allievi regionali, è il momento della verità, è il momento della sfida che forse anticipa la finale, quella tra Polisportiva Calcio Sicilia e Città di Messina. Le formazioni di mister Di Fiore e di mister Cosimini hanno passeggiato nelle rispettive regular season per poi sbarazzarsi i rosanero nel doppio confronto dei quarti di finale contro il Santa Sofia Licata e dall'altra parte Città di Messina ha avuto la meglio nel triangolare dopo le sfide contro Modica e mister Bianco. Arbitra la partita il signor Papaserio. La Polisportiva Calcio Sicilia, detentore del titolo regionale, ha conquistato anche quello nazionale la scorsa stagione. Schiera con numero 1 Piazza, 2 Valenza, 3 Costa, 4 Cangemi, 5 Pellegrino, 6 Scalisi, 7 Buffa, 8 Vucci, 9 Mattei, 10 Massaro, 11 Florio. Risponde il Città di Messina con 1 Merlino, 2 De Marco, 3 Puleio, 4 La Fauci, 5 Gulletta, 6 Dama, 7 Andò, 8 Macelli, 9 Spuria, 10 Cafarella e 11 Cordaro. Maglia nera a inserti rosa e bianchi per la formazione della Polisportiva Calcio Sicilia che attacca da destra verso sinistra in questa prima frazione. Maglia rossa, calzettoni rossi e pantaloncini gialli invece per il Città di Messina. La prima occasione della formazione di mister Di Fiore che subito prova con Pucci a distendersi sulla fascia sinistra. Ancora il numero 8 che riesce a guadagnare il fondo, mette sul secondo palo la deviazione da parte di Mattei. Non arriva però nello specchio della porta. Ancora una volta in possesso del pallone i rosanero. Qui Buffa travolge Maurelio Macelli, ancora il numero 7, capitano della formazione della Polisportiva Calcio Sicilia. Dalla distanza non riesce a inquadrare la porta molto meglio i ragazzi di mister Di Fiore. Qui con Buffa che scarica per Pucci, cross immediato ancora una volta all'indirizzo di Mattei, non è perfetto il numero 9 che va a deviare ampiamente al lato
non riesce il Città di Messina a uscire dal pressing dei rosanero. Scalisi mette dentro da calcio d'angolo, clamoroso l'errore da parte di Massaro. Qui il mancato intervento da parte di Merlino ha messo confusione nel numero 10, che da ottima posizione ha mandato il pallone altissimo. Ci prova Buffa dalla distanza, Merlino risponde e para in due tempi. Sembra esserci solo il Calcio Sicilia in campo. Dominio netto della formazione di mister Di Fiore in questa prima frazione, con il tentativo qui da parte di Buffa, benissimo in chiusura De Marco che mette in calcio d'angolo. Finalmente anche il Città di Messina prova un'offensiva qui con il tentativo di Andò di mettere dentro per la corsa di un compagno. Arriva l'uscita da parte di Piazza che fa sua la sfera, continua ad attaccare il Calcio di Sicilia dall'altra parte con Cangemi che si inserisce in area di rigore, mette dentro per Buffa, steso in area di rigore, calcio di rigore per Pavaserio. A nulla serve il gol di Pucci, è arrivato prima il fischio del direttore di gara, sarà comunque penalty per la formazione di mister Di Fiore. Rivediamo qui l'intervento da parte di De Marco che stende completamente il capitano della formazione del Calcio di Sicilia. Sarà Buffa ad affrontare Merlino, si aspetta il fischio di Pavaserio, parte Buffa, spiazza Merlino e porta in vantaggio il Calcio Sicilia. Siamo al minuto 32, la formazione di mister Di Fiore sfrutta al meglio il proprio penalty trovando il gol del vantaggio. Buffa, elemento di spicco della formazione rosanero, per lui parecchie convocazioni nella formazione azzurra under 17, poi spinge dall'altra parte ancora una volta il Calcio di Sicilia con il tentativo da parte di Florio di scaricare per un compagno, il pallone si ritrova nuovamente Florio, riesce a dividere il Città di Messina. Qui il tentativo da parte di Mattei, Merlino deve fare gli straordinari per evitare il gol del possibile raddoppio, entra Michele Gennaro, esce l'infortunato La Fauci, perdita importante nel centrocampo giallo-rosso, poi De Marco prova a sventagliare dentro, Spuria va a deviare, spizza il pallone ma la difesa rosanero riesce ad allontanare il Città di Messina. Poi si guadagna un calcio di punizione, siamo al 39esimo, Gulletta viene esteso e allora sul punto di battuta ci va Davide Dama, parte il numero 6, il pallone va all'incrocio dei pali, clamoroso il calcio di punizione di Davide Dama che porta al gol del pareggio il Città di Messina. Minuto 39, si rifanno sotto quelli di mister Cosimini, una parabola scioccante quella di Davide Dama che porta al pari suoi, tanta carica per una delle stelle del campionato allievi regionali. Davide Dama dice di metterci la testa ai suoi, c'è un calcio d'angolo in chiusura di primo tempo, ancora una volta Scalisi mette dentro per il tentativo di Buffa, il pallone va alto per questione di centimetri. Polisportiva Calcio Sicilia è sempre in partita, sfiora il gol del possibile nuovo vantaggio, finisce di lì a poco il primo tempo, fischia due volte Papaserio e manda le due squadre negli spogliatoi. Città di Messina e Calcio di Sicilia sono ferme sul risultato di 1-1 a Torre del Grifo Village grazie alle reti di Buffa e di Dama. Ricordiamo che la vincente di questa semifinale andrà ad affrontare chi avrà la meglio nell'altra sfida, quella tra Cantera di Bolla e Free Time. Si parte con il secondo tempo, entra anche Valerio Mangano per Maulerio Macelli nelle file della Città di Messina, poi scappa sulla fascia Michele Gennaro, qui resiste alla carica di un difensore, ancora Gennaro che riesce a trovare il fondo, ci sono dentro Cafarella e Spuria, prova il tiro il numero 18, scelta sicuramente errata, doveva servire i compagni, il pallone comunque è andato veramente di poco a un lato dal palo, poi Buffa prova a fare ripartire i suoi, lancio lungo, Davide Dama e De Marco non riescono a capirsi, allora favoriscono Pucci che si presenta a tu per tu con Merlino, ancora il numero 8, clamoroso errore, manda il pallone alle stelle il giocatore di mister Di Fiore, di ottissima occasione in apertura di secondo tempo per la Polisportiva Calcio Sicilia di portarsi nuovamente avanti. Esce Chicco Andò ed entra Nicola Maiorana, eccolo il quarto cambio di mister Cosimini, effettua due cambi anche mister Di Fiore, cambia completamente il volto del proprio attacco, infatti escono Mattei e Massaro ed entrano Zerillo e Laverdera, il numero 18 decisivo nella doppia sfida contro il Santa Sofia Licata con una doppietta nel match di ritorno. Ancora in avanti la Polisportiva Calcio Sicilia proprio con il neoentrato Zerillo che va a scaricare per Florio, il pallone finisce ampiamente al lato, è un momento morto della partita. Spuria sostituisce Gualberti, passa un 5-3-2 il Città di Messina per cercare di conquistarsi i calci di rigore, ma è ancora una volta la Polisportiva Calcio Sicilia a scendere sulle fasce qui con Pucci, uno dei migliori dei suoi, mette il pallone dentro, non ci arriva sul secondo palo Zerillo per la possibile deviazione, ancora una volta però i Nebroidei in avanti, il pallone viene scaricato sulla destra per il tentativo di Zerillo di rientrare, provare con il mancino, palla alta sopra la traversa, in questo caso i rosanero ai punti sicuramente stanno andando a vincere questa partita. Buffa qui cambia gioco perfettamente sul filo del fuorigioco, Zerillo riesce a controllare il pallone, concludere con il sinistro, trovare però solamente il fondo
cercando il primo palo, ancora Zerillo, palla dentro, il pallone verso Buffa che prova a controllare, ancora il numero 7 che gira con il destro, viene steso in area di rigore. Rivediamo qui tutto a rallenti, sicuramente accento alla caduta il numero 18 la Verdera, e allora non c'è nulla per Pavaserio, sembra ineccepibile la decisione del direttore di gara. Ancora in avanti la Polisportiva Calcio Sicilia con la conclusione dalla distanza da parte di Pellegrino, va a deviare in corner Merlino. I rosanero sembrano averne molto di più, qui c'è una rimessa laterale, il pallone viene difeso sulla fascia da Florio che prova a prendere il fondo, pallone messo dentro, la sfera arriva a Buffa, Merlino è miracoloso, il pallone arriva sul palo, poi spazza la sfera a Davide Dama. Qui però, amici della Wii Sport, dobbiamo fare un attimo una ricostruzione perché il pallone di Florio è nettamente uscito. Sarà una decisione che peserà tantissimo sull'economia della partita, infatti dall'azione successiva di calcio d'angolo la Polisportiva Calcio Sicilia sfrutterà al meglio la possibilità, infatti il pallone viene messo sulla sinistra, messo dentro per il tentativo da parte di Battiato di allontanare, e il gol che vale il 2-1 della Polisportiva Calcio di Sicilia, autogol sicuramente sfortunato per il neoentrato numero 14 di mister Cosimini. Come detto, pesa tantissimo l'errore da parte di Pavaserio che non ha visto nella precedente azione il pallone uscire sul tentativo da parte di Florio, e 2-1 per la Polisportiva Calcio di Sicilia. Verrà allontanato anche il dirigente frisone dal direttore di gara Reo, di aver detto qualche parola di troppo proprio nell'occasione di cui abbiamo raccontato pochi secondi fa. Avrà un paio di occasioni Città di Messina per cercare di agguantare il pareggio, ci prova Davide Dama sul calcio di punizione, non riesce però a essere incisivo come nella prima frazione, invece sfrutta gli spazi mister Di Fiore che insieme ai suoi cerca il gol del possibile 3-1 con un altro dei neoentrati d'Alba, e qui scarta Battiato, prova il sinistro a giro, pallone che va di poco alla destra di Merlino. Siamo ai minuti finali, ultimi secondi del match. Valerio Mangano all'occasione su calcio di punizione, parte il numero 17, Piazza trova una parata incredibile a 3 secondi dalla fine del match. Piazza si supera e la partita finisce per 2-1, finisce così infatti a Torre del Grifo Village. Il Calcio Sicilia conquista la finale, la seconda consecutiva, dopo quella che l'anno scorso l'ha vista laurearsi campione regionale e poi campione nazionale. Resterà un bellissimo ricordo invece della stagione delle Città di Messina di mister Cosimini, che ci ha fatto tanto emozionare, e allora noi ringraziamo la formazione giallorossa, la società della Città di Messina che si ferma in semifinale. Che grande semifinale nel campionato degli allievi regionali, è stata una partita intensissima, esce a testa alta sicuramente il Città di Messina che ha costruito il suo percorso in questi anni in maniera esponenziale, arrivando a giocarsi appunto contro i campioni d'Italia l'accesso alla nuova finale regionale. Hanno perso 2-1 con quel salvataggio a tempo scaduto anche da parte del portiere del Calcio Sicilia. Io credo che comunque ha dimostrato il Città di Messina di avere veramente costruito negli anni un settore giovanile che migliora sempre di più. A Messina in questo momento è sicuramente il leader. Sì, sicuramente. Stanno cercando di riprendersi una piazza che è storica. Tra l'altro con un bacino non di poco conto, tra Milazzo, Barcellona di Pozzo di Gotto, la stessa Messina, che creano veramente tantissimi ragazzini. Il Città di Messina probabilmente in questo momento è sicuramente quella che ha più anche idee organizzative. Probabilmente appunto l'organizzazione, hanno centrato l'organizzazione e stanno lavorando bene. Tra l'altro stanno lavorando talmente bene che la prima squadra ha vinto anche il campionato di eccellenza, quindi la prossima stagione disputerà il campionato nazionale di Serie D con anche la prospettiva di tornei nazionali anche per quanto riguarda il settore giovanile. Perché poi questo settore giovanile, parlavamo adesso fuori diretta, è legato anche spesso e volentieri al mondo dei genitori. Io apro e poi chiuderemo tra pochi minuti anche questa chiacchierata sulla famosa liberatoria, perché questa famosa liberatoria permette ad alcune società anche più blasonate di acquisire il cartellino di un giovane calciatore in maniera, tra virgolette, gratuita. Questo crea un danno notevole alla società che
ha costruito quel ragazzo, su cui ha lavorato, e spesso e volentieri anche i minimi introiti possono garantire anche il proseguimento di questa vita societaria. Angelo, voi come ragazzini generali avete avuto purtroppo nel vostro percorso anche qualcosa di questo genere, condanniamolo. Sì, no, ma io condanno fermamente la liberatoria. L'ho proposto, ne ho parlato pure in federazione, se si poteva fare un incontro con gli alti vertici, purtroppo non dipende dalla federazione catanese né quella regionale, ma direttamente dagli alti vertici. Dagli alti vertici nazionali. Però che devono comprendere impongono. che mentre magari al nord funziona rispetto Con il alle passaggio regole, di tesseramento esatto. normale, Qua da il noi, premio preparazione riconosciuto. Qua da noi purtroppo non si rispettano Colpa le dei regole. genitori? Ci mettiamo Ma dentro anche loro? I genitori fino a un certo punto, perché i genitori vengono mandati dalle società e quindi per vedere il proprio figlio poi andare a giocare in una squadra sicuramente migliore di quella di appartenenza fino a quel momento, pregano i presidenti delle società di firmare questa Di proposta lasciare libero il liberatoria. ragazzo. Esatto. Salvo, voglio sentire la tua idea e libertà assoluta nella tua dichiarazione, perché so che condividi appieno quello che ho detto io e quello che ha confermato Angelo. Non vorrei fare lo storico di professione, ma nel 1996, Lo stai facendo però lo sto facendo purtroppo, Va bene mi hanno chiesto la liberatoria per 4 ragazzini della Nizzetti. Sì, ma dico, società tua. Società mia del 96, Sì. quando io avevo smesso, stavo completando. Dico, ma è vergognoso, cioè venite a chiedermi la liberatoria per 4 ragazzini che non erano campioni, non erano granché, e mi punite, perché è una punizione per il presidente, per tutte le spese che avevo sostenuto. Così invece di andare a pari, uno va sempre indietro. La liberatoria va abolita. Lo dissi al presidente Pippo Crisafulli 25 anni fa. 25 anni dopo sento dire le stesse cose. Tra l'altro questa liberatoria, che è un danno secondo me appunto anche per le società che potrebbero rientrare minimamente in quelle che sono state le spese nei confronti di un ragazzo o di più le ragazzi, spese essenzialmente. potrebbe essere sostituita secondo me con un bonus obbligatorio da parte della società che prende il ragazzo per la stagione successiva, un bonus obbligatorio che può essere quantificato in 1, 2, 3, 4 euro per dire, no? In questa maniera almeno si garantisce la società che ha lavorato con quel ragazzo per il proseguimento della stessa attività, perché poi sono soldi che vengono sicuramente già investiti, tu ne sei un esempio, no? Cioè investiti sulla stessa organizzazione della società. Ma funzionerebbe anche il baratto. Si infatti. danno 10 palloni i famosi 10 palloni, attenzione che sono sempre utili. Devo essere onesto perché un genitore mi vede la sua parola d'onore che a Natale mi avrebbe fatto il regalo. Te li ha dati i palloni? Sì, me li ha dati. E la squadra, attenzione, era la Ciriale Calcio di Serie C. A Ciriale Calcio di Serie C mi ha chiesto la liberatoria. Vergogna. Io accontentai il genitore perché è una brava persona. Vabbè, però 10 palloni ti sono serviti per la stagione. Ottimo. Va bene, ok. Allora, voglio parlare di solidarietà perché quest'oggi all'interno di Penalty Play vogliamo riproporre il servizio dell'evento di Luca Napoli che si è svolto giorno 9 allo stadio Angelo Massimino. Perché voglio riproporlo? Perché ci sono arrivate tantissime email, tantissimi messaggi su WhatsApp che avrebbero appunto questo piacere di rivedere questo evento che ha dato modo a Luca Napoli ancora una volta di investire il progetto in solidarietà. Tantissimi ragazzini, alcuni anche perché c'era la possibilità di marinare la scuola. Non me ne voglia nessuno, ma noi siamo stati anche ragazzini, ma questo non toglie il fatto che l'affluenza è stata straordinaria allo stadio Angelo Massimino, la solidarietà ancora una volta ha vinto, tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport che hanno dato modo di raggiungere l'obiettivo che era quello di aiutare alcune famiglie certamente non in buone
condizioni economiche. La solidarietà sui giovani, Angelo, però credo che potrebbe partire anche dai settori giovanili. Il problema è che spesso e volentieri la solidarietà viene anche quantificata, no? E allora in questo caso ci sono più difficoltà. Sì, diciamo che all'interno, io credo in tutte le società che fanno settore giovanile, scuola calcio, ci sono sempre ragazzi di ceti meno ambienti. Certo. Quindi già di per sé noi facciamo un minimo di Quindi solidarietà. sposate anche la disponibilità, appunto. Io lo lancio qui in trasmissione e già avevo un progetto che voglio portare avanti fermamente. Sto aspettando che riesco ad avere un altro centro per poterlo, perché al Tennis Club Umberto non c'ho spazio. Però anche magari un quartiere a rischio? Diciamo, sì. Comunque agevolare appunto le famiglie di ceto meno ambiente di fare scuola calcio gratuita. Oh, che bello, bravo, bravo Angelo, complimenti alla ragazzini una cosa che era già nel cassetto, sicuramente potrebbe partire già dalla prossima stagione, allora. Se avrò il centro, sì. Bene, doveva allora partire quest'anno, però poi è sfumato il centro sportivo, quindi non ho capito, va bene, allora incrociamo le dita, perché devo dire lo farò, che già sto collaborando con un centro di accoglienza e solidarietà per portare avanti questo progetto. Bene, questa è una bellissima notizia. Allora noi incrociamo le dita, perché quando il calcio giovanile sposa anche la solidarietà, meglio di così non può essere. Guardiamoci questa clip per quanto riguarda l'evento di Luca Napoli di Italia 20, un gol per la solidarietà. L'evento Un gol per la solidarietà ritorna ancora una volta, 13ª edizione, nella splendida cornice dello stadio Angelo Massimino di Catania. Quest'anno chi alleni ufficialmente? Ancora una volta la nazionale giornalisti, per 2 eventi consecutivi abbiamo vinto la Coppa, quindi mi hanno detto non c'è 2 senza 3, comunque ha vinto la solidarietà, questo è fondamentale, quindi la Coppa è per la solidarietà. Cristiano, essere qui oggi secondo me è un doppio successo, intanto perché c'è la solidarietà e poi perché finalmente ti vediamo ancora una volta giocare a pallone, che è un po' secondo me il tuo vecchio amore. Sì, lui mi conosce molto bene, sa che io e il pallone siamo totalmente negati, siamo 2 cose totalmente opposte, però sono contento di essere qui, questa credo sia la 13ª edizione, noi siamo stati promotori di questa iniziativa insieme a Luca Napoli, che è il patron di questa grandissima manifestazione, e insieme ad Ettore l'abbiamo seguita sin dall'inizio. Questa è una grande famiglia, senti che già chiama qualcuno, arrivo, ti chiamano, no? Perché adesso loro non sanno che c'è la fase di preparazione negli spogliatoi anche, no? Lo sai qual è la mia fase di preparazione? Io adesso metto il completino, arrivo in campo, facciamo la foto di rito, poi c'ho tutti i ragazzi, le interviste e poi a muta vai via. Io mi defilo, mi cambio, rimango là a guardarmi la partita. Secondo me lo fai perché così c'è l'acqua calda in doccia. Bravo, vedi che Ettore ha capito? Perché poi una volta che finisce la partita si crea un macello nello spogliatoio. Invece se tu arrivi muto prima, c'è l'acqua calda, non c'è nudo, ti cambi con tranquillità e te ne vai a casa. Senti, chiudiamo questa bella parentesi con questa stagione televisiva tua che è stata ancora una volta di grande successo, di grande impatto, il tuo volto gira sempre di più. Sei soddisfatto di questo tuo ruolo da personaggio pubblico sempre più forte? Guarda, è stata una cosa meravigliosa, io ne approfitto veramente per salutare e ringraziare tutto il pubblico che mi ha seguito e che mi ha sostenuto, perché i primi anni sono stati degli anni molto difficili e adesso raccogliamo i frutti, quindi grazie di cuore e spero insomma che possa proseguire, e se non proseguirà faremo altro. Ci sono sempre stato, tranne l'anno scorso che ero impegnato perché c'era la concomitanza con la finale di Coppa Italia del Troina a Firenze, ma vanto una presenza meno dell'arco di manifestazioni, quindi
è una mia presenza costante. E comunque il fatto che ci siano parecchi ex calciatori o comunque delle star appunto di questo star system fa sì che comunque i ragazzi vengano stimolati a esserci, e Luca Napoli fa una cosa veramente degna di grandissimi meriti. Ma penso che se la 13ª edizione il segno lo è lasciato nel corso degli anni. Va detto e va fatto un plauso a Luca Napoli, a tutti gli organizzatori, perché sotto c'è un lavoro straordinario che finisce oggi questa partita e già da domani si lavora per il prossimo anno. Sono bravi, sono competenti, riescono a coinvolgere tutta la città, i giovani, a fargli capire che purtroppo c'è gente che è poca fortunata. Solidarietà, allora in questo caso, tac, arriva subito Del Vecchio. Buongiorno a tutti, è sempre un piacere tornare a Catania, una città con cui ho avuto un bellissimo feeling, poi per queste occasioni approfittiamo per essere presenti. Diciamolo pure, non si può mancare a un evento di questo genere. Ma certo che no, anche perché è un evento con un fine nobile e quindi noi persone, tra virgolette, conosciute, è giusto che diamo la nostra presenza e diamo il nostro contributo per una bella causa. Ancora una volta presente sempre all'appello di Luca Napoli. Non si può non essere presenti all'appello di Luca e all'appello di chi chiede aiuto. Il nostro lavoro ci impone, e lo facciamo volentieri, anche di mettere la nostra faccia, se vuoi anche un po' di popolarità, a disposizione di cause importanti. In questo caso ci divertiamo pure perché giochiamo anche a calcio e io faccio parte di questa nazionale artisti, la All Stars Sicilia, che è nata proprio con questo scopo. Ci divertiamo, giochiamo, diamo 4 calci al pallone e poi davanti a un pubblico così straordinario nel nostro stadio al Massimino, più bello di così, ovviamente diventa tutto ancora più bello, per cui io le ho fatte tutte dalla prima ad oggi e ci sarò sempre fino a quando riuscirò a camminare, a muovermi, a correre. Anche Samuel qui ha un gol per la solidarietà, un'iniziativa a cui insomma non potevi certamente mancare dopo questo bagno straordinario di notorietà di X Factor. Sono contento di essere qua oggi perché abito a Catania, quindi è una cosa che devo partecipare per forza. Stai preparando qualcosa per quanto riguarda la produzione estiva? Sì, per quello stiamo lavorando sul disco, ma forse non sarà in Italia, non si sa ancora. Ma canterai in inglese chiaramente? Sì, canto in inglese perché è la mia prima lingua, quindi... I need your love, Father. I cried so much, I don't know how to stop. I don't know how to stop. Lorenzo, nel nome dell'amore, ma in questo caso nel nome della solidarietà, la tua presenza è doppiamente importante. Sono sempre molto vicino al sociale e quando si tratta di temi come la solidarietà ho sempre un'attenzione particolare e per me oggi essere qui è anche un gesto importante per tanti giovani. So che le tribune saranno piene di ragazzi e quindi non è solo una presenza così fisica, ma è proprio un messaggio quello che voglio dare, che c'è sempre speranza e facendo solidarietà si può avere davvero tanto risultato. Ancora una volta Catania risponde sì, presente per questa straordinaria giornata dedicata alla solidarietà, il sindaco presente, meglio di così, una giornata meravigliosa. Guardi, è un maggio pieno di sport a Catania. Ieri il Giro d'Italia con queste immagini meravigliose, domani il Giro che ritorna qui da noi e sale sull'Etna e poi anche Corri Catania fra qualche giorno. Oggi lo stadio Massimino pieno di migliaia di ragazzi in un'atmosfera festosa per dare una carezza a coloro i quali sono in una condizione di sofferenza. Ecco perché il Comune partecipa, ecco perché uno dà lo stadio, ecco perché io sono qui per incoraggiare un'azione in cui Catania fa squadra,
fa squadra nel tentativo e nella voglia di dare un'azione bella, positiva, come questa Catania sa esprimere nei momenti migliori. Tra l'altro non soltanto giovani, ma veramente tanti catanesi. Sì, bellissima, ma anche la squadra, ho visto che le squadre sono miste, ci sono persone, donne e uomini di ogni fascia d'età e mi fa particolarmente piacere. È una bella immagine della città che stiamo proiettando. Luca, ancora una volta Catania risponde alla grande a questa straordinaria tua iniziativa che da 13 anni accompagna anche lo spettacolo a Catania. Sì, una manifestazione dai temi veramente immensi, innumerevoli, e quello che stiamo vedendo è una cosa, un esempio per tutta l'Italia, quindi siamo orgogliosi di avere questo grande cuore. La solita domanda che ti faccio sempre, pronto già per la prossima? No, almeno oggi no, da domani vediamo. Eccoci rientrati in studio dopo questa bella scorpacciata di solidarietà con l'evento Un gol per la solidarietà di Luca Napoli. Ritorniamo a parlare di calcio, lo facciamo con i risultati del campionato giovanissimi regionali, dando subito comunicazione che il Calcio Sicilia giocherà un'altra ennesima finale dopo quella degli allievi, quella dei giovanissimi, avendo battuto la Gamesport di Ragusa per 3-2, e l'altra squadra è una squadra catanese che giocherà la finale contro il Calcio Sicilia, ovvero la Catane Soccer, che ha battuto per 3-0 la Polisportiva CEI. Pertanto la finale sarà tra Calcio Sicilia e Catane Soccer. Abbiamo anche un'immagine dell'ingresso in campo in occasione della partita vinta contro la Polisportiva CEI per 3-1. Angelo, per 3-0. Angelo, Catane che a questo punto diventa il fulcro di questo movimento calcistico catanese, no? Hanno, credo, idee ben precise. Sì, intanto forza Catane, da catanese, tifiamo per la Catane. Certo.
Poi obiettivamente stanno lavorando molto bene sul territorio e c'è gente competente e i risultati si vedono. Si vedono, tra l'altro hanno anche investito in strutture, cioè quando la società investe in strutture, in uomini, soprattutto anche, uomini, perché allenatori, un team un team incredibile, formidabile. alla fine i risultati debbono arrivare per forza, no? Tu mi dicevi di 2 ragazzi che sono sicuramente già nell'aria della nazionale. Sì, sono stati in rappresentativa regionale, hanno fatto bene, sono stati anche sono stati sia nella rappresentativa provinciale che quella regionale, hanno fatto le finali, sono andati molto bene, li cito io per conto della Catania Socche, sono Limonelli e Castorina. Bene, allora speriamo gli auguriamo abbiano una lunga carriera. Sottolineiamo anche, Salvo, che comunque se la Ragazzini Generali ha una storia legata molto al vecchio nome della Palestro, la Catane indubbiamente in questo momento rappresenta sicuramente il presente e buona parte del futuro, no? Beh, se vogliamo essere sinceri, nella Catania ci ho giocato io 60 anni fa. E quindi, insomma, la storicità non si inventa. La Catania è un nome storico. Era un'altra Catania. Un'altra Catania, quella del presidente Ansaldi, che per tanti anni fu il capostipite veramente di questi giovani. Ma non puoi aprire sempre questo libro dei ricordi. Se i nomi io sono adesso quelli. la prossima settimana accanto ti metterò un libro che così tu apri e ci racconti. Il libro l'ho già scritto, I giovani e calcio di Salvo Papà. Il libro l'ho già scritto. 600 pagine. 600 pagine. Ora dobbiamo pubblicare la prima parte. Almeno in 3 parti dividilo. Sì, è già in 3 parti. Io lo stiamo aspettando perché ci siamo un po' tutti. Ringrazio l'editore Alfio Grasso che sta facendo tanti sacrifici per poterlo pubblicare, perché 3 libri con un prezzo giusto, con 200 fotografie, il lavoro è enorme, ma se voi di Penalty ha chiesto fotografia a tutta Catania, se avete il coraggio, la simpatia di seguirmi, vedete che io accontenterò tutti, da Angelo Salafia fino ad Angelo Bellavia. Benissimo, io non c'entro niente allora. Ci sei anche tu in una selezione a Paderno. Vabbè, ok. Allora, dunque, parliamo degli allievi provinciali, perché abbiamo invitato giustamente anche Angelo, perché così, insomma, parliamo di questi allievi provinciali della provincia di Catania. Per quanto riguarda gli allievi, sono già uscite praticamente le semifinali, Team Sport contro Real Aci e poi la Pirandello contro il Real Catania di Cassisa, che abbiamo avuto un paio di settimane fa ospite qui a Penalty Play. Mentre per quanto riguarda i giovanissimi, allora doppiamente contento, perché la presenza di Angelo Bellavia alimenta un Ragazzini Generali che, pur pareggiando nel primo incontro contro l'Audax Poerio di Caltagirone, aspetta adesso i prossimi per cercare di agganciare questa finale giovanissimi provinciali. Sì, aspettiamo il Palagonia, domani c'è Palagonia Caltagirone. E poi lo scontro ultimo. E poi sabato viene da noi il Palagonia. Se voi vincete, se sono rose fioriranno. Scusa Angelo, sabato in quale campo e orario per favore? Seminara alle 17. Alle 17. Beh, ci saremo tutti allora. Dicevo, vincendo questo raggruppamento, acquisite il diritto di partecipare già al campionato regionale? No, si deve fare la finale. Ci sono due triangolari. La finale con l'altro triangolare, esatto. Anzi, colgo l'occasione per ricordarlo, le squadre sono la Junior Belpasso, Ciclope Bronte e il Real Mister Bianco. Il primo incontro la Ciclope Bronte ha battuto la Junior Belpasso per 1-0, quindi insomma in questo momento è in testa a questo triangolare. Quindi poi le vincenti si scontreranno, solo una andrà a fare le regionali? Sì, le prime classificate di ogni triangolare va a fare la finale provinciale, che sarà il 27 maggio a Mascalucia. Chi vincerà diventerà regionale. L'anno scorso ci siamo arrivati a un passo. Ma quando diciamo regionali, per voi che avete fatto sempre, quasi sempre i provinciali, il passo implicherà probabilmente un impegno maggiore, sia economico che organizzativo? Sì, è leggermente superiore, quello economico, organizzativo non mi fa paura, perché siamo ben strutturati e non è quello il problema, assolutamente. Ho capito. Poi non abbiamo fatto sempre provinciali, perché prima facevamo regionali, c'è stato un momento in cui avevamo abbandonato, avevamo per scelta resettato tutto. Resettato tutto, poi abbiamo ripreso. Ho capito. Ottimismo per questa semifinale?
Il pallone no, per scaramanzia non diciamo niente. Il pallone rotondo. Dai, il pallone Nel rotondo. calcio scaramanzia. La battuta è classica, il pallone rotondo, sappiamo benissimo che le finali Tutto sono sempre può un terno succedere. all'otto, guarda il Per carità. Troina, poveracci, Esatto. nel campionato di Serie D, un gol annullato in maniera pazzesca e poi la perdita anche ai calci di rigore che sono secondo me una vera e propria lotteria, e non lo diciamo tanto per dirlo, ma è un dato di fatto. Va bene, Salvo, lo so che tu tifi per i ragazzini generali, perché come al solito aprendo la solita storia del passato, troppe cose ti legano a questo nome della palestra che adesso si chiama Ragazzini Generali. Beh, tu cogli io lo faccio i apposta, particolari perché so, del mio cuore antico e pertanto cedo alla violenza. Forza Ragazzini Generali. Ti odieranno Grazie, a Palagonia e Caltagirone. Io non ci posso fare niente. Salve Catanese. Va bene, allora devo dire che la puntata di oggi è stata abbastanza particolare, perché abbiamo come al solito aperto appunto il libro dei ricordi con Salvo, abbiamo chiacchierato con Angelo Bellavia che lega il suo nome nel mondo del calcio giovanile ormai da parecchi anni, insieme a tutto il tuo staff a Ragazzini Generale state creando sicuramente un bel movimento, quindi ti auguriamo un in bocca al lupo. La nostra filosofia è quella di fare sport educativo. È vero, Tu sai che siete sulla buona strada. Lo sai, Non mi suggerire, so tutto, adesso tra poco lo dico. Giustamente ci teniamo a sottolineare, è un amico tanto caro. Noi volevamo stringerci e abbracciarlo perché lo vogliamo di nuovo in campo. Giovanni Pulvirenti, allenatore della Berretti nazionale del calcio Catania, che sta poco bene, so che si è ripreso, quindi prestissimo lo rivedremo, però noi come del resto tutti gli sportivi catanesi non solo si stringono, perché insomma Giovanni è un tipo battagliero e sicuramente si riprenderà da questo piccolo problema che ha avuto. Siamo ottimisti perché è troppo battagliero per mollare così facilmente. Giovanni Pulverenti è sempre stato una persona eccellente. È vero. Pertanto mi sono meravigliato quando è stato male, perché ha un fisico eccezionale. Però nella vita le macchine perfette ogni tanto un hanno bisogno. abbraccio fraterno da tuo fratello Salvo Pappalà. Anch'io personalmente, anche da parte di Angelo Bellavia. Bene, ringrazio dunque Angelo Bellavia, Salvo Pappalardo che la prossima settimana verrà direttamente con il libro pieno di fotografie e ricordi e di tutto quello che è legato il mondo del calcio giovanile catanese e non solo. Io per quel che mi riguarda invece mi congedo da voi, vi ricordo che questa puntata l'avete anche seguita in diretta Facebook sulla pagina Penalty Live, Penalty Play, chiedo scusa, e inoltre vi do appuntamento domani alle 14:30 perché domani parleremo anche del calcio Catania che sta preparando questa sfida impegnativa dei playoff. Ringrazio regia, come al solito il coordinamento di Giuseppe Giuffrida, la presenza anche di Andrea Salerno e Roberto Di Marco. Grazie a tutti, appuntamento domani alle 14:30. La vita è un soffio, corre come il vento, c'è un campo verde ed io non so spiegarti come il tempo vola, si vince o si perde, ma tu fremi e vuoi giocare. Mi insegni che la vita la posso amare anch'io, è la mia partita e so per chi ti fare amore mio, vinci per me, tu che sai come fare, corri per me, tu che sai dove andare, sei il campione della vita e se tutto è un campionato con la strada in salita non ci manca il fiato, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato, vinci per me, tu che sai come fare, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato.